Siamo al quinto giorno da quando il Frassine ha rotto gli argini in località Pradibotte. La situazione si è andata progressivamente allargando ed estendendo. Tanto è vero che, su esempio di quanto accaduto all'Aquila, sono stati istituiti anche in provincia di Padova i COM, i centri operativi di coordinamento interforze. Siamo a Saletto, dove è in corso una riunione per fare il punto della situazione e decidere che interventi attuare. La situazione è ancora di una situazione di emergenza, l'emergenza non è ancora rientrata perché abbiamo ancora tutti i corsi d'acqua in piena e come ci diceva anche il consorzio è molto lento il deflusso delle acque, non dovuto a negligenze, è che la portata d'acqua che è fuoriuscita dal Frassine, che si è riversata negli altri corsi d'acqua, è imponente, quindi per smaltirla tutta ci vuole del tempo. Ovviamente adesso i problemi che cominciano a saltare fuori sono di riportare tutto alla normalità, quindi dagli allevamenti che sono stati sommersi, quindi abbiamo tutte le carcasse degli animali morti, a chi ha perso tutto, ha perso la casa, il mobilio e tutto, abbiamo tutta la situazione degli sfollati da gestire e tutta una situazione di emergenza. Per questo la prefettura e la provincia di Padova hanno deciso di istituire il COM che va a sorpassare e a scavalcare un po' gli enti, andrà a risolvere tutti i problemi con una testa unica. Ogni tanto succede qualche disastro ambientale in Italia e cominciano subito le recriminazioni, ma non si è curato il territorio, succede regolarmente così e altro ancora. Era ipotizzabile che il Frassine cedesse? Non è mai ipotizzabile che un argine ceda, purtroppo succedono queste cose perché quando arriva una grande massa d'acqua così è logico che l'argine può avere un cedimento. L'unica cosa che si può fare è di invitare sia le amministrazioni ma anche tutti i cittadini, anche i privati cittadini. Non si può sacrificare il territorio, anche l'agricoltore deve capire che il territorio va tutelato, i suoi campi vanno tutelati, là dove c'era un fosso va mantenuto il fosso, perché se era così vuol dire che aveva un senso a esistere quel fosso, non si può sacrificare sempre così il territorio. E dopo mi viene a dire una cosa spontanea, sia da amministratore che mi occupo di protezione civile, spendiamo meno soldi per le sagre e per le feste e spendiamo qualche soldo in più per chi si occupa, come lo faccio io, come lo fanno migliaia di volontari per la protezione civile, spendiamo qualche soldo in più per la protezione civile e per i vigili del fuoco che dopo, quando succede l'emergenza, sono loro che devono intervenire e devono avere a disposizione mezzi e attrezzature valide. Vengo adesso da Pradibotte dove l'acqua è andata via e la chiesa abbiamo aperta, è piena di fango, i dossi vedo che non c'è difficoltà e quindi vedo la gente che si dà da fare anche adesso per pulire la chiesa e per così essere vicini anche alle persone che soffrono, ma vedo tanta serenità e anche voglia di collaborare. Ecco. Ma ci sono ancora sfollati? Che sappia io, stamattina non sono andato nelle scuole ma è un numero mai ridotto perché tanti sono tornati a casa, li vediamo con le macchine vicino a casa, sia a Pradibotte sia anche ai Dossi. Grazie. La domanda che tutti si pongono a proposito di Este riguarda la SESA. Il presidente della società, Mario Sandrin, cosa può dirci? Noi siamo appena stati e abbiamo visto acqua tutta attorno alla SESA. Sì, diciamo che la situazione è totalmente sotto controllo, il livello dell'acqua è nei piazzali circa 20-30 cm, via comune allegata per metà, e l'intera discarica risulta sigillata perfettamente, non è ancora interessata dall'acqua di esondazione. Siamo appena usciti qua dal COM e tutti i livelli si stanno abbassando, quindi non ci sono assolutamente, anche se si dovesse rialzare, problemi di perdita di percolato eccetera. La discarica, ripeto, risulta sigillata e in sicurezza anche sulla parte
vecchia della discarica che è stata interessata da un importante intervento negli anni passati di messa a norma ovviamente. Ecco. Diciamo che già adesso, diciamo così, la Bassa Padovana, ma non solo, ma tutte le zone che sono state interessate dall'allagamento e gli impianti di allevamento interessati, ovviamente finché non saranno possibili accesso e sgomberare gli animali morti e le lettiere, potrebbero, e ci sono già oggi interessati a esalazione o d'origine, ma questo non deve allarmare le persone, perché comunque appena l'acqua andrà via gli enti preposti, l'USL, li smaltirà correttamente come dovuto, insomma, ecco. Quindi odori sono odori dovuti a questi allevamenti che hanno ricevuto l'inondazione. Alla riunione del Coma Saletto è venuta anche la Presidente della provincia di Padova, Barbara Tegani. Qual è la situazione? Allora, qui a Saletto la situazione dal punto di vista idraulico è in miglioramento, nel senso che lentamente i fiumi, i canali defluiscono, quindi da questo punto di vista il Consorzio di Bonifica e il Genio Civile ci hanno rassicurato. Il Genio Civile ci ha anche detto che sta ultimando i lavori, sono stati fatti i lavori di chiusura, ma ovviamente escono ancora a livello torrenziale acque dal fiume, e quindi adesso lì stanno ultimando i lavori, pensano di finirli entro domenica, lunedì questi. Però adesso inizia il lavoro della ricostruzione, quindi del dopo. Ci sono dei problemi tecnici che i sindaci hanno evidenziato e che grazie attraverso la costituzione del COM da parte della prefettura spero vengano risolti in maniera veloce. Abbiamo chiesto l'aiuto non solo della nostra provincia, della nostra regione, ma anche fuori regione, perché è necessario in questo momento che ci sia un'attività di coordinamento. Ci servono ovviamente dei volontari, le persone devono sapere come poter rientrare in casa in sicurezza, bisogna anche sistemare i problemi che ci sono di inquinamento da un lato e quindi continuare a mantenere i nostri fiumi puliti, e c'è il problema poi delle carcasse di animali che ovviamente in questo territorio, che è un territorio dal punto di vista agricolo, di allevamenti di polli e di tacchini molto importante, abbiamo anche affrontato il problema dello smaltimento delle carcasse. Grazie. L'ondata di piena ha risparmiato Este perché il Frassine ha rotto gli argini, ma era in programma comunque un taglio per evitare che la città venisse travolta dall'acqua. Allora, il Frassine, come sappiamo, ha rotto a Pradibotte, ma tutti i milioni di metri cubi d'acqua che sono usciti dal Frassine si stanno riversando su Este, perché l'imbuto che dovrà far defluire tutte le acque, i 26 milioni di metri cubi che si ipotizza siano usciti dal Frassine, dovranno tutti passare per un canale di scolo consortile che è il Brancaglia. È chiaro che è un canale molto stretto, è un canale che non ha una portata pari a quello che era il fiume Frassine, per cui il tempo di deflusso di quest'acqua sarà un tempo non immediato. Il consorzio sta ipotizzando che serviranno almeno 2 settimane per riuscire a far defluire tutta l'acqua che è uscita dal Frassine. Chiaramente l'acqua si imbocca in questo momento nelle zone vicine a via Comuna, via Ponticelli, e lì pian piano sta defluendo tramite il canale Brancaglia la botte di Vighizzolo. È chiaro che l'attenzione delle autorità è massima per verificare che gli argini di questo canale reggano al passaggio così rilevante di una massa d'acqua che non era assolutamente né prevista né prevedibile. In queste ore stanno calando i livelli dell'acqua a Vighizzolo, sono calati di circa 40 centimetri, e questo ci fa ben sperare su un progressivo calo che comunque si vedrà definitivamente nella nostra zona di Este alla fine di questa emergenza, perché è chiaro che tutta l'acqua che defluisce, che sta arrivando proprio allo scolmo di Este, quindi noi purtroppo vedremo per ultimi il calo definitivo dei livelli. In questo momento però anche nei pressi della Sesa si è evidenziato un calo di qualche centimetro dei livelli del Brancaglia, e questo è un elemento che ci fa ben sperare, sperando che non ci siano poi ulteriori eventi atmosferici che aggravino la situazione già abbastanza grave. Qual è la situazione della Sesa e in generale? In generale innanzitutto perché la Sesa non è un problema.
In generale è che Ospedale Tuganeo è l'imbuto, è il collo d'imbuto, quindi tutta l'acqua che è venuta fuori dal Frassine alcuni giorni fa si sta invasando Ospedale Tuganeo e poi lentamente lo scolo Brancaglia lo sta portando via, ma molto lentamente, ci vorranno almeno 2 o 3 settimane perché li porti via e quindi l'acqua attualmente è ammassata lì con tutto ciò che consegue, perché ovviamente elementi quali tronchi, pezzi di albero, ramagli e quant'altro stanno accumulandosi lì e quindi creano problemi. In più probabilmente, molto probabilmente ci saranno anche materiali organici che stanno arrivando tipo carcasse o quant'altro e quindi si deve gestire un'emergenza nei prossimi giorni, non attualmente, un'emergenza anche di natura sanitaria. La sede attualmente non è un problema perché prima di tutto non è sotto acqua il ponte che raccorda la statale 10 e la Sesa, è sotto acqua un pezzo di strada ma la sede non è sotto acqua e comunque ci sono ARPA, FEULS che stanno verificando tutto ciò che sta succedendo e quindi la situazione è sotto controllo. Dalle testimonianze raccolte la situazione è sotto controllo. Certo che per quanto riguarda la stima dei danni e gli interventi conseguenti bisognerà attendere abbastanza a lungo perché occorreranno dalle 2 alle 3 settimane prima che l'acqua possa defluire completamente. C'è un unico timore e riguarda questo fine settimana per il quale è prevista una forte perturbazione. C'è solo da sperare che il tempo tenda al bello. Oggi pomeriggio ci occuperemo degli sfollati e ne parleremo con testimonianze in diretta.